Siamo con Francesca Papais, sindaco di Zoppola, impegnata veramente con grande passione e coraggio in questo periodo nel risolvere per quanto possibile e nel modo migliore, auspichiamo tutti, questa vicenda così importante per il futuro della provincia di Pordenone. Sentiamo cosa ha da dirci il sindaco. Beh, è una vertenza sicuramente importante perché qui si decide, si scommette anche sul futuro, una parte del futuro del nostro territorio provinciale, quindi riteniamo che questo sia una scommessa da giocarci fino in fondo e da vincere. Il gioco di squadra, la coesione che è stata fatta tra le istituzioni, i rappresentanti delle categorie economiche, il mondo sociale e le associazioni ovviamente anche sociali dei lavoratori hanno dato una significativa, diciamo, alleanza, hanno dimostrato una significativa alleanza che credo che possa diventare un modello anche nella gestione delle altre vertenze in piedi. Ecco, prima in occasione degli auguri natalizi il sindaco ha dato veramente uno splendido messaggio così per questa sera. No, ho augurato ai lavoratori questa sera di andare a casa, di abbracciare gli affetti più cari, questo è un po' il vero significato del Natale, riconoscere gli affetti e ricordarsi anche quando ci sono le giornate così un po' più negative, un po' più difficili, di quell'abbraccio perché sia ogni giorno Natale.